Io parlerò pochissimo all'inizio perché invece durante è gioco forza parlare, oltre che cantare. Ribadisco i ringraziamenti così non dimentico una cosa che mi è d'obbligo e non è solo fibrammatica. Ringraziamenti all'Nulla che ci ospita, alla Fondazione Museo Casa Gramsci, all'Associazione Nino Carrus, non so se sto dimenticando qualcuno, anzi sto dimenticando certamente, la Fondazione di Sardegna, lo vedete in quel banner, è allo stato delle cose è uno dei due sponsor di questo progetto, l'altro è la Regione Autonoma della Sardegna, e quindi siamo onorati di dirvi questo. Giorgio Macciotta e Fausto Mura hanno assolutamente contestualizzato prima di tutto lo scopo di questo progetto, che non è uno scopo di fare propaganda di partito o, se volete, di fare sfoggio di militanza. Ci sta tutto, ma nel nostro cervello l'obiettivo è fondamentalmente un altro, ed è quello di valorizzare un personaggio in una maniera un po' diversa, se volete, anche da alcuni aspetti, anche dal punto di vista antropologico, cioè il legame che aveva Gramsci con la sua terra, con la tetta materna, non solo di mamma Peppina, ma veramente della terra che toccava con i suoi piedi. Noi abbiamo cercato di estrapolarlo in un racconto che è un percorso anche sonoro. Ecco, questo mi interessava dire, perché il canto per noi è un veicolo per trasmettere contenuti, trasmettere storie, trasmettere saperi anche su personaggi. Lo abbiamo fatto tantissime volte, lo stiamo facendo con Gramsci, abbiamo già cominciato a farlo con un altro personaggio mostro della Sardegna, Emilio Lussu, continueremo anche con lui, perché ci accorgiamo sempre di più che nell'era della globalizzazione una delle insidie mortali è che a furia di vedere tutto uguale, smettiamo di vedere le diversità, e le diversità che esaltano valori che magari invece sono da valorizzare. Detto questo, naturalmente ogni racconto che ha per focus un personaggio non può che iniziare dalla nascita. E siamo nel 1881. Il signor Cicillo Gramsci, Francesco Gramsci, quindi il padre del nostro, è un uomo di origini greco-albanesi. Qualcuno ha scritto che la sua zenia provenisse persino dall'Epiro. Ha importanza relativa a questa, ma lui fondamentalmente viene da Gaeta e lo chiamano a lavorare al catasto di Ghilarza. In quel periodo andare in Sardegna, voi lo sapete, poteva anche sembrare una punizione. Lui venne qua, trovò moglie e talamo, si sposò. E in quei tempi era un bel lavoro. Era a Ghilarza e lì nacque Gennaro. Lo citava poco fa Giorgio Macciotta, poi ci torneremo, lo citeremo anche noi. Ci sta poco a Ghilarza all'inizio. Lo trasferiscono subito all'Ales, nella Marmilla Burdida e Soleada, e lì nasce appunto Antonio il 22 gennaio del 1881. In quel paese nasceranno poi Emma, Grazietta. Verrà battezzato il 29 con una festa molto importante. Su 29 nato in cattedrale, su un'ora Antonio ha battezzato, in ale smesuita la festa in cusati e hierro manantiale.
Su 29 marzo in cattedrale, su 91 Antonio han battezzato, in alle smesu in alle smesu in una festa, Cusadi e Roma chiave, con la sua vicario generale, cosa occasiona l'invitato, dagli strade, insorgono se t'hanno su un restato, se poi sa chinazza su un tornato sa. E poi sa chinazza su un tornato, poi sa come diceva il finale di queste due strofe, insorgono 7 anni su Torrados e poi Saghilarza su Restados. Però prima appunto c'è la parentesi di Sorgono. Io prima ho citato una data erroneamente, ho detto 881, un refuso meramente numerico. Naturalmente Gramsci è nato nel 1891. Vi dicevo, praticamente ancora in fasce, la famiglia Antonio ancora in fascia, la famiglia si trasferisce a Sorgono per motivi di lavoro, viene assunto a Sorgono il padre Cicillo e ci stanno alcuni anni. Poi succede il fattaccio che il padre Cicillo viene accusato di anomalie amministrative, viene arrestato e incarcerato per 5 anni. Ma nel frattempo a Sorgono succede un altro fatto che turberà tutta la vita di Antonio Gramsci, e cioè la malattia che ne deforma principalmente la schiena, ma anche il petto, e che ne condiziona fortemente la crescita da bambino. Si saprà poi questa storia, si saprà poi che questa cosa è derivata da una malattia che si chiamava e si chiama morbo di Pot, una malattia particolarmente aggressiva a livello di colonna
vertebrale, ma allora non c'erano le conoscenze sufficienti per poter attribuire appunto ad una malattia questo fatto, la sofferenza di Antonio, la deformazione della spina dorsale. In casa sua, o per ignoranza, o c'è anche una voce che dice per superstizione quasi, pensarono che questa malattia fosse insorta a causa di un incidente domestico occorso alla servidora, cioè alla domestica di casa Gramsci, Tommasa, una giovanetta di Sorgono, che avendo in braccio il bimbo gli cade da un'altezza anche modesta, ma gli cade mentre era su una scala, su un pianerottolo. Ecco, dal giorno in casa sua notarono che cominciavano a palesarsi problemi alla salute e alla schiena del piccolo Antonio. Poi, come ripeto, si scoprì che la ragione non fu quella caduta, ma tant'è. Bello tutto. Orlando Magia, Televisione Magia.
fino adelante appena si piglia, segadora, su che schede forza il naschino, forza il naschino, forza il naschino, vi conto sul mare, forza il naschino, vi conto sul mare, chi attacca sa gola per celebrare, morbo di po', morbo di po', morbo di po', l'usore già mare, gussi scani, due d'oro sul mare, il super tocca si spina dorsale, il super tocca si spina dorsale, la tacca fina sa di pizzicare, arriva basche consumare, gussu motore, interprete brave, si trottiga, si schina che una gorra, si trottiga, si schina che una gorra, e su fina mentre sa vettora, e su fina mentre sa vettora, la famiglia, come dicevo, si trasferisce a Sorgono, nel Vandrolisai, dove resteranno qualche anno. Il rientro a Ghilarza fu, invero, molto triste. Il padre Cicillo fu infatti imputato di diversi reati amministrativi e sarà arrestato. Resterà in galera oltre 5 anni. La famiglia è in grande difficoltà, non c'erano altri redditi. E solo l'abnegazione di mamma Peppina, questa stoica, un pilastro, questa figura per tutta la vita di Antonio. Tantissime sono le lettere che fanno riferimento appunto alla grandezza gigantesca di sua madre, che ha resistito a tanta temporada, consentirà loro di andare avanti. Erano tempi bui. A meno di 2 anni, come abbiamo detto e cantato, compaiono i problemi alla schiena del piccolo Antonio Nino. In famiglia attribuiscono quel male ad una caduta occorsa al solo, come vi stavo dicendo prima. In qualche modo la fanciullezza di Antonio, di Nino, resta turbato dalla impossibilità di partecipare a tanti giochi di forza e di agilità, come è normale che sia fra i bambini. Sopperisce però con la fantasia, già da piccolo, questa incipiente fantasia stratosferica che lo rende interessato a tutto, ai fenomeni della natura, alla storia, al cielo, agli animali. La fantasia, sviluppabilità nel fabbricare per esempio giocattoli di ogni sorta con quello che la natura offre, con la sforella, con siscaria, col sughero, sortigo, legno e quant'altro. Con gli amici, con gli amichetti, addirittura prende parte a delle gare immaginarie innocenti con delle barchette costruite con piccole cose negli abbeveratoi della vicina campagna, facevano delle gare. Insomma, si appassiona veramente a tutte le piccole cose che il tempo e la natura offre. Pare di un brutto, tristo, mutulone, e non battuta questa sofferenza. Però si paga amigos in presenza, gioca del riepuro in occasione. Nara sa sua in ogni listione e fa che brulla spuro a soccorrizia. Intra di parte e scurta del Nara e a stare in sozio dal minore impara. Pone da frutto grande abilità fra i grandi carrozzettos de scraria, barcas, navieos de gara zenia e gioca di sabarza in libertà. Fa che ne garas de velocità, vinca doperta e sta un'allergia. Fraiga d'attrezzo spuro addirittura per sviluppare questa muscolatura. Qua c'è un passo della vita di Antonio in cui si ricorda che assieme ai fratelli costruirono con dei manubri che erano dei manici di scopa, costruiscono persino degli attrezzi di sollevamento pesi da una parte e dall'altra,
un pezzo di pietra opportunamente martellato e arrotondato serviva per irrobustire. Era illuso che anche quello avrebbe potuto contribuire a guarire il suo male. E comincia a sentire però dentro già il fuoco dell'appartenenza ad un mondo di valori da difendere, tutelare, le tradizioni del villaggio, la lingua. Restano alcune lettere di rarissima tenerezza e suggestione, scritte da Cagliari, da Torino e dal carcere. Mamma, ma ricordi quelle gare poetiche? Le faranno ancora. E i poeti bolotanesi, quelli che andavano per le strade, ancora girano, ancora celebrano quelle feste. E a Teresina, cara Teresina, dimmi, ma tuoi figli parlano sardo? Lascia che sfoghino naturalmente le loro propensioni e che succhino quanto più possono i valori della nostra lingua. Ma come si può dimenticare il nostro passato? Malamente. Ma come si fa a dimenticare tutto fino a dove su che si sta forse non si braghe de sui ausconnotto un daghi vozza d'essere ammentato un daghi vozza d'essere ammentato in per una materia solo gana e miseria, tristura e male in su tempus passau. Tristura e male in su tempus passau. Tristura e male in su tempus passau. O voluto a cosa schireppe uschi stie valorosa schireppe uschi stie valorosa schireppe uschi rispettata sastra tradizione sa campagna pariata con talento vintata prenate casicheggia non ile Augusto, giunti cambiaus tempo e persone. Giunti cambiaus tempo e persone. Giunti cambiaus tempo e persone e a innanti andavamo in metica
manifestare un non comune interesse per tutto ciò che lo circonda, ma anche comincia a denotare uno spasmodico interesse per il sapere o sui schire, per la lettura. Ogni foglio di giornale, ogni libro, ogni rivista che entrano in casa sono sue prede. Dopo le scuole elementari a Chilarza, tra l'altro lavorerà anche lui al catasto con tantissimi sacrifici fisici per aiutare la famiglia che era in ambasce, essendo il papà in carcere. Si deve trasferire a studiare a Santo Lussurgiu. Là prosegue gli studi di avviamento, una scuola mediocre, alloggiato in una casa mediocre dove la mamma era più pazza della figlia e dove la mamma, quindi la padrona di casa, tutti i giorni se lo vedeva davanti e gli chiedeva: ma scusa, tu sei un estraneo, cosa ci fai a casa mia? Chi ti ha autorizzato ad entrare? Potete immaginare in che ambiente. Ogni scusa quindi era buona per andare in qualche altra casa, e lì però non perdeva tempo, quando poteva stava sempre a leggere. In quegli anni arriva a vendersi, ecco, questo è un aneddoto molto bello che tra l'altro Angelo canta adesso, che non è un aneddoto, è una pillola di verità, di storia. Arrivava persino a vendersi parte delle provviste che la madre settimanalmente, quindicinalmente gli dava per sostentarsi nella permanenza a Santo Lussurgiu. Beh, una parte di queste egli arrivava persino a vendersene per farsi dare roba da leggere. Naturalmente i sermoni del padre e della madre ve li lascio immaginare. Adesso ce ne dice cantando Angelo. Enamorado
Grazie. Dopo tanto penare termina anche la scuola lussurgese, gli resta qualche debito in verità, proprio perché abitava in un contesto che non era l'ideale per gli studi. C'è uno step cosiddetto settembrino, lo supera, e poi c'è naturalmente il liceo di Cagliari, il famoso liceo Dettori di Cagliari. Laggiù, come peraltro diceva Giorgio Maciotta poco fa, laggiù fa diverse conoscenze, conosce e frequenta un ambiente per il paese dove lui era abituato, già evoluto, con idee che cominciano a circolare, idee politiche, i primi rudimenti della politica. Giustamente veniva ricordato, lui li fa proprio a Cagliari. Era un periodo di grandi fermenti, di manifestazioni non solo nel bacino minerario ma in molte parti della Sardegna, anche con vittime, e non solo a Bugego, anche in altre parti. Queste cose e altre, e poi la vicinanza del fratello che nel frattempo era tornato dal militare di Torino con una coscienza politica già sufficientemente formata, era un socialista convinto, dirigente della Camera di Lavoro. Tutte queste circostanze, le amicizie contribuirono a fare di Gramsci già una personcina politica, ma in quel periodo lui era molto attratto da idee fortemente autonomiste, per certi aspetti lo riconoscerà lui stesso, per certi aspetti persino isolazioniste, al punto che arriverà a dire e a scrivere fuori tutti i continentali, attribuendo ai continentali, quindi ai non sardi, a coloro che venivano a sfruttare la nostra isola, tutte le colpe della nostra arretratezza, della nostra povertà e miseria. Poi naturalmente cambierà idea, perché la questione meridionale è stata una delle impalcature fondamentali del suo ragionamento, del suo pensiero per tutta la vita. Qua mi piace ricordare un discorso con Togliatti quando si videro a Torino, e Togliatti disse a Gramsci, quasi parlando da sardo: ricordati che voi in Sardegna non siete nati sfigati, non è che siate poveri perché la natura ha deciso così, lo siete perché la Sardegna, come tutto il meridione, è maltrattato, e c'è la metafora della fontana. Sin d'una fontana di bone su un duppone, s'acqua non cala a sovrano, e quindi chi c'è dopo la fontana ha sete. No? Questa è una metafora banale, ma era la verità. Va bene, comunque, torniamo a Cagliari. Vive nel centro storico col fratello Gennaro, che lavora in una fabbrica di ghiaccio. Conosce e fa amicizia con un personaggio che ha molta importanza nella sua gioventù, Raffa Garzia, direttore e proprietario dell'Unione Sarda, nonché suo insegnante, di cui a scuola appunto lui diventa anche un pupillo, e poi dulcis in fundo diventerà persino corrispondente dell'Unione Sarda, figuratevi che goduria, da Aido Maggiore, ma per lui lo era, perché veramente ci teneva a questa cosa: voglio diventare giornalista. Bene, il suo professore, che lo aveva preso in simpatia per l'acutezza intellettuale di questo ragazzo, lo accontenta e gli dice: tu sarai corrispondente dell'Unione Sarda ufficialmente da Aido Maggiore. Ecco, e poi cominciano le lagnanze derivate dalla condizione economica della famiglia, 6 figli. Gramsci aveva sempre lo stesso vestito addosso, si lagnava col padre. Questa è una cosa che si ripete anche fino a Torino, abbondantemente, e comincia a lamentarsi. Noi l'abbiamo raccontato in una parte del libro di cui parlerò dopo, e adesso Angelo fa un simpatico simparietto che parla proprio dei lamenti di Antonio rivolti al padre, che lo lasciava sempre con lo stesso vestito, che alla fine quasi si confondeva con la sua pelle, talmente era unto e disunto. A renegato scrie da subare
Noi schisa ancora, l'ultima strofa che hai cantato, parlando sempre del vestito unto e bisunto. Noi schisa ancora, ti riscrio uomo, oe non so andato, manco a scuola, tenia sa scrappita se nasola, quindi non solo l'abito, le scarpe sfondate, tenia sa scrappita se nasola, a conzanderas, sono restato in dopo, sughi di naro, sughi di ventomo e sberidare, non è una fora. Comanda, calicum, mastro Evannos, promi vestire che sono affannos. Intanto, anche a causa dei movimenti citati che incendiano la Sardegna in quegli anni, Antonio manifesta idee appunto in qualche modo indipendentiste. Se arriva a sostenere i continentali dovrebbero gettarli tutti in mare. Comincia ad avvertire la questione meridionale, vi dicevo, come uno dei massimi problemi nazionali. Nella Torino industriale, quando vi arriverà, nella Torino industriale fredda, la sua mente si apre. Pian piano diventa un deciso socialista, abbandona gli ideali regionalistici e si tessera convinto, diventandone un ottimo dirigente. Conosce Togliatti, il quale peraltro aveva vissuto e studiato a Sassari, e gli lega anche un'altra coincidenza della sorte. Entrambi partecipano a questo concorso, borsa di studio, per accedere all'Università a Torino. Togliatti viene accettato, anzi in graduatoria è un po' prima di Gramsci, e Gramsci medesimo viene accettato, si conoscono appunto a Torino. Con lui argomenta anche della questione meridionale. Lo stimolante però ambiente culturale dell'università lo porta a descrivere e a ragionare sull'amara realtà di quegli anni. Nel frattempo che loro si preparano, il libro che vedete è quello da cui nasce tutto, una passione che chi vi parla ha nello scrivere. Questo è il nono libro che noi produciamo, 2 anni e più di vita, 930 strofe, 8440 versi, 7440 versi. Naturalmente non possiamo cantarli tutti perché dovremmo cantare un mese, facciamo una sintesi ragionata. Questo spettacolo è solo una serie di input, di led luminosi su un percorso straordinario di una vita corta, di una vita breve, ma di una vita molto travagliata e soprattutto molto piena di contenuti umani, politici, sociali, culturali. Un uomo che, pensate, ha prodotto tanto di quel materiale che oggi viene considerato lo studioso, lo scrittore italiano tra i più e forse il più letto e tradotto al mondo di tutti i tempi. 40 lingue hanno percorso i libri dedicati a Gramsci, che sono oltre 20.000 titoli dedicati in qualche modo alla figura e all'opera di Antonio Gramsci. Ecco, mancava la descrizione della sua vita in sardo. Noi umilmente abbiamo tentato di sopperire a questo piccolo gap, ma quello che più ci inorgoglisce è che stiamo riuscendo a cantare un sunto ragionato di questa cosa e a capire, anzi ad avere la conferma vivente, e voi lo siete, che è bello cantare storie. Nel libro si scrivono, se volete poi il libro è a disposizione, ma se nel libro si scrivono con le voci, si può anche non cantare solo la melopea senza significato, bimbo, bimba, bimbarà. Si possono cantare ragionevolmente cose che pillole saranno, ma ci insegnano qualcosa di più. Veicolano delle notizie, veicolano delle cose che si possono sapere anche con questo veicolo che è il canto. Vai.